entre onizamos, meu Deus eterno, pois não há nada que se compara a ti. Mais do que tudo, em tua presença eu quero viver. Correrei para ti, dançarei para ti. Eu quero estar perto de ti, prostrar-me aos seus pés e te adorar. Eu quero il nostro culto. Amen. Avete già salutato la persona che è dietro di voi? Non quella di fianco a voi, quella di fianco a voi lo so che l'avete già salutata, che siete venuti in macchina insieme. Guardate la persona che è dietro di voi o che è davanti a voi, salutate questa persona, datele la mano, datele una parola di benedizione. Queste sono le mani che voi vedrete oggi alzarsi insieme alle vostre a lodare il nostro Signore. Quindi cominciamo bene questo culto, essendo uno in Cristo già da questi primi minuti di questa serata insieme a Dio. Io voglio fare una preghiera per cominciare questo culto, per chiedere a Dio di essere qua presente insieme a noi oggi. Sappiamo che c'è un po' di freddo, ma sappiamo anche che lo Spirito Santo è qua per riscaldare i nostri cuori. Quindi io ti invito in questo momento a lasciare fuori ogni pensiero, ogni tuo problema, ogni cosa che possa causare un gelo spirituale nel tuo cuore, e in questo momento concentrarti solo sul nostro Padre, solo su Dio, e pregare a Lui che oggi possa fare qualcosa di nuovo nelle nostre vite, che questo culto di Santa Cena possa essere un culto di rinnovo, un culto di ricarica, che possa essere un culto in cui la presenza di Dio sia forte in mezzo a noi, che la sua gloria pervada le nostre anime e che ci faccia avvicinare sempre di più al suo volto. Preghiamo insieme chiedendo a Dio di essere presente qua oggi. Padre, nel nome di Gesù, noi ti chiediamo, Signore, questa sera in questo culto di Santa Cena, Dio, di, Signore, mostrarti a noi con la tua presenza, mostrarti a noi con la tua gloria, Signore. Noi siamo venuti qua per adorarti, siamo venuti qua perché abbiamo bisogno, abbiamo necessità di te, Dio, ma sappiamo, Signore, che ciò che noi vogliamo è vedere la tua gloria questa sera, sentire la tua presenza nei nostri cuori, sentire il tuo spirito, vedere il tuo agire in mezzo a noi, Dio. Io ti chiedo, Signore, che questa sera possa essere una sera, Signore, ricordata diversa dalle sere di questa settimana, sere in cui non abbiamo magari avuto possibilità di avere una comunione con te, Dio. Che questa sera noi possiamo vedere veramente quanto è buono e quanto è piacevole avere comunione con i nostri fratelli, e ancora di più avere comunione con te attraverso il ricordo, Signore, quando noi prenderemo questo pane e questo succo. Nel nome di Gesù, Signore, ti chiedo di benedire questo culto, di benedire ogni famiglia, ogni persona che è qua presente, che oggi possa essere un culto di novità nella nostra vita. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Amém. Faz um aplauso ao Signore Gesù. Amém. Alza il tuo pensiero al nostro Dio. Comincia già ad adorare il Signore, comincia già a dichiarare, dici: Dio, non voglio perdermi questo culto, voglio uscire da qua pieno della tua presenza. Noi siamo venuti per cercare la presenza del Signore. Non penso che siete venuti per vedere il gruppo di Lodi, non penso che sei venuto per vedere un fratello, ma sei venuto per sentire e per stare in comunione anche. E quindi comincia a pregare al Signore, dice: Signore, non voglio perdermi questo culto, voglio la tua presenza in questo luogo, Signore, voglio, Signore, Dio che agisce nella mia vita. Comincia a parlare col Signore in questo momento, perché non sono io, non è la Lodi che fa il culto, ma sei tu che fai il culto.
Tu fai un culto a Dio, ogni persona fa un culto a Dio, e quindi Dio vuole il tuo culto questa sera, vuole la tua adorazione, vuole la tua gloria, vuole il tuo alleluia, vuole il tuo alzare delle mani, vuole il tuo prostrarsi alla sua presenza, vuole tu dichiarare il suo amore per Lui. Io so che lo Spirito Santo è già in questo luogo, io so che la presenza di Dio è già in questo luogo, e noi lo adoreremo questa sera, noi dichiareremo questa sera che lo Spirito Santo è in questo luogo, grandi cose stanno arrivando, noi dichiariamo che inizi sovrannaturali succedono in questo luogo. Amen, alleluia, cantiamo. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale. Si sente la tua gloria in mezzo a
sei il nostro Dio, tu sei il Dio che guarisce. Yahweh è qui. Si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. La Chiesa dichiara: Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Jireh si manifesterà. Rafa si manifesterà, si manifesterà. Elohim. Yahweh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Noi non combattiamo per le nostre forze. Yahweh,
può cantare Yahweh. Ancora noi ti adoriamo.
nome, Signore. Alleluia, noi dichiariamo il tuo regno, Signore. Che si apre il cielo in questa chiesa, che si apre il cielo, Signore. Che i cieli che sono serrati questa sera si aprono, Signore. Nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amém. Potete sedere in questo momento. Alleluia, sedete ma com o Espírito Santo, dichiarate lo Spirito Santo lavorando nella tua vita questa sera, dichiarate il lavorare dello Spirito Santo in questa chiesa questa sera, amém? Puoi accendere per me la luce? Amém? Alleluia, amém? Eu devo dar um pouco de avisi e... Il primo avviso che voglio darvi è già partendo dalla lode, è qualcosa che ho parlato un tempo fa qua in chiesa. Io ho parlato qualcosa di che Dio mi stava chiamando per qualcos'altro, che Dio mi stava dicendo di vivere qualcos'altro, e Dio stava volendo trascinarci di più la sua presenza. E quando sono andata a conferenza a Milano, Dio mi ha parlato tantissimo, e poi quando è venuto la Tata Catanzaro ho avuto l'opportunità di passare una giornata con lei, di parlare con lei, e lei mi ha spiegato tante cose e quella cosa che bruciava dentro di me, è stato molto bello perché il giorno che siamo usciti per mangiare insieme ho portato anche John e Gabi per mangiare insieme a noi, e la Gabi ha testificato che era da un po' che Dio stava parlando con lei in questo stesso direzionamento. Io credo che un Dio che parla è un Dio che conferma quello ciò che parla. E Dio mi aveva messo nel cuore qualcosa, ma mi aveva messo nel cuore qualcosa di nascosto. E non per impressionare le persone, non per guadagnare pubblico, non per riempire luoghi, ma per impressionare lo Spirito Santo di Dio. È una ricerca di una presenza, è il fatto di cantare per una persona sola, il fatto di non importarsi se le persone stanno vedendo o non stanno vedendo, ma la presenza dello Spirito Santo è lì. E noi abbiamo fatto qualcosa, noi in 6 persone, abbiamo già fatto una volta questo momento che è un momento di preghiera e lode. È un modo diverso di cantare la Bibbia. Noi ci riuniamo e studiamo un brano della Bibbia e poi cantiamo quel brano della Bibbia, e poi preghiamo su un direzionamento che Dio ci dà e poi cantiamo quel brano della Bibbia. È qualcosa che Dio ci sta richiamando per avvicinarsi di più a Dio. E Dio mi ha parlato tanto di crescita per la lode. Io credo che crescita non è partire e andare per il mondo e diventare famosi, che tutti conoscono il nostro nome. Crescita è che Dio conosca chi siamo noi, non soltanto qua sopra un pulpito, non soltanto qua quando voi ci vedete lodare, ma che Dio conosca chi siamo noi nella nostra cameretta, nella nostra intimità con Dio. E Dio sta ci richiamando a crescita spirituale. E per questo io voglio annunciarvi e dirvi che noi stiamo facendo questo progetto, che puoi mettere per me i banner, Worship, Pray. Worship, Pray. Non è un evento che noi vogliamo che si riempia di gente. Non è un evento che noi vogliamo che un giorno tutta la Chiesa abbia il cuore voltato per questo. Ma finché Dio non ti parla, finché Dio non ti dice guarda, è il momento di provare questo, è il momento di avvicinarsi a questo, non sono momenti per curiosi, sono momenti per ricercare tanto la presenza del Signore. E quindi se Dio ti parla di questo, noi faremo questo momento, Worship, Pray. Non sarà tutti i sabati, sarà un sabato al mese. Per chi è interessato a questo, per chi vuole partecipare a questo, per chi vuole immergersi in questo momento con Dio, è un momento di adorazione. L'ultima volta siamo stati qua, penso che 1 ora e mezza in 6 persone a pregare e a lodare il Signore e adorare il Signore. Non c'era nessuno
ma c'era la presenza dello Spirito Santo che lavorava in noi. E quindi questo sarà un momento che Dio ci ha dato, che c'è un momento che Lui vuole che noi cresciamo. E io volevo chiamare qua John e Gabi, perché quando Dio mi ha parlato, ho detto: Dio, non posso fare tutto da sola, io ho bisogno di una mano. E Dio mi ha messo nel cuore, io avevo detto a Enrico, Dio mi ha messo nel cuore loro due. E io non sapevo che Dio parlava già con loro due su di questo. E quindi loro due organizzeranno questo momento di preghiera. Non saranno só per la nostra chiesa, o che è só in che le altre persone si vogliono riunirsi a noi dopo il loro culto, vogliono venire qua a sedersi e a adorare il Signore insieme a noi. E io ho detto a Dio: Signore, se veramente sono loro, conferma nel mio cuore, conferma nella mia vita, conferma nella vita di Enrico. E noi abbiamo visto, e dopo di quello ho visto la sete e la fame di Dio che loro hanno dimostrato. Loro non parlano soltanto, ma ho visto la ricerca di Dio, ho visto l'avvicinarsi a pregare insieme, ho visto la partecipazione nel leggere, ho visto molto di Dio lavorando. E quindi oggi volevo dirvi che se tu hai questa voglia di partecipare un giorno, di stare qua, non vogliamo riempire questo tempio. Un giorno io credo, è promessa di Dio, che si riempirà questo tempo di persone pregando e lodando al Signore in una sola voce, ma è un tempo non per curiosi, ma un tempo per ricercare. Se Dio ti parla nel cuore, tu vieni da loro e loro ti daranno un testo biblico, e questo testo biblico tu studierai finché non arriverà il giorno che noi ci incontreremo qua. Sarà un sabato dopo il culto. E quindi se tu hai voglia di venire, se brucia nel tuo cuore, se tu vai partecipare di questo momento, loro due prenderanno il tuo nome e vi contatteranno e daranno questo nome qua. Amen? Volete parlare? Non eravamo pronti per parlare, ma veramente è una cosa che fin dalla fine dell'anno scorso, come ha detto la pastora, Dio mi ha parlato tanto di intimità, di portarci in un luogo più segreto che non è per tutti, la profondità non è per tutti e anche le altezze più alte non fanno per tutti, ma soltanto per quelli che hanno fame e sete. E ho iniziato quest'anno proprio con Dio che mi diceva che era un anno di cambiamenti e crescita, e credo che ciò che verrà fuori da questi incontri sarà qualcosa che porterà crescita non soltanto a quelli che parteciperanno, ma anche fuori, a quelli che vedranno i frutti e il risultato. Amen. Bene, a me non c'ho proprio. Allora, questo momento sarà veramente bello, perché è da un tempo che stiamo praticamente praticando e studiando un modo di riuscire a arrivare a Dio, lodando e utilizzando questo modo di preghiera. E veramente ogni giorno noi prendiamo e sentiamo le canzoni, così pensiamo, mettiamo una melodia, e in quel momento sembra che sei in un altro luogo. È proprio questo l'obiettivo di questo incontro, che quando saremo qui tutti uniti in una intimità, che Dio ci porta in un'altra dimensione con Lui, proprio per avere un momento di intimità con Lui, di lodarlo, di far vedere a Lui quanto Lui è potente e poderoso, e quanto noi siamo grati per la sua vita, grati perché Dio è presente di noi. E sicuramente inizieremo con poche persone, ma un giorno so che riusciremo a fare che ognuno di noi riusciremo a questo obiettivo di lodare a Lui con tutte le nostre forze. Questo non è una roba per tutti, ma so che un giorno voglio che tutti riescano a fare questo, entregarsi, consegnarsi a questo momento di ringraziamento e di lode a Dio. Amen. Facciamo un applauso al nostro Signore Gesù. Amen. Pregate per loro.
Perché noi sappiamo che quanto più noi vogliamo di Dio, più Dio richiede che noi diamo. Richiede tante rinunce tante delle volte, quindi loro vivranno tante rinunce. Io credo che è un tempo di crescita per loro. Amen. Prossimo evento è domani ADM Talents, tanti belli talenti saranno qua. Tu che sei iscritto, dopo alla fine del culto vieni a parlare con me. Ci sarà anche Davi che canterà una canzone. Vieni qua Davi, corri qua. Davi, vieni qua. Corri qua Davi. Vi darà una mostra gratis di quello che farà domani. Vieni qua. Canta il ritornello della canzone che canterai domani. Canta la musica. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Glória a Dio. Domani, se volete sentire tutta la canzone, lui sarà qua a cantare e adorare il Signore. Visto? Che bello. Amém. Allora domani alle ore 16, per chi si presenterà, venite un po' prima che saremo qua già. E se vuole passare la canzone, lasciamo tutto pronto per domani. Amém. Prossimo banner. Mercoledì c'è in culto in casa, una benedizione, sta crescendo tantissimo. Settimana prossima sarà in zona Vogo Trento, penso. Mercoledì c'era più gente che nel culto di carica. C'era 24 persone, Enrico di solito fa con 12 persone, mercoledì c'era 25 persone penso, e lui ha detto di no a un po' di persone perché senão non si riempiva troppo. Quindi è una benedizione, Dio sta agendo tantissimo in questi culti in casa. Prossimo banner, non sono brava a fare gli annunci. Wow, che bello questa Sandra, vibra. Sala di intercessione. Dio sta parlando tanto di una chiesa che prega, non so se avete visto, noi siamo, ogni mese noi facciamo un incontro di preghiera su Zoom. E l'ha scoperto che facevamo ogni mese la missionaria Sônia che mi ha detto questo mese non abbiamo ancora fatto. Io non avevo detto a nessuno che avremmo fatto ogni mese, ma lei dice questo mese non abbiamo ancora fatto. E ogni mese facciamo un incontro. Perché facciamo un incontro su Zoom? Perché capiamo che ogni persona abita lontano e quindi lo facciamo ogni mese, un incontro con un obiettivo, una preghiera mirata su un obiettivo. E quindi ogni mese c'è questa preghiera, però oltre a questo, ogni sabato, in quella sala del pastore, noi vogliamo che al minimo 3 persone ogni sabato alle 7:30 vengono a intercedere per il culto e per le persone che arriveranno qua. Preparare l'ambiente, schiacciare ogni tipo di cosa che si alzerà contro il culto, ogni cosa che impedirà alle persone di arrivare in questa chiesa. E quindi ogni settimana noi vogliamo che faremo un... come si dice? Una lista? Una lista, una scaletta che tu vai lì, non c'è bisogno che... Se tu non sei un operaio, non ci sono problemi. Se tu non sei un pastore, un presbítero, non c'è nessun problema. Se tu vuoi intercedere per questa chiesa, per questo culto, tu alle 7:30 vieni, ci saranno al minimo 3 persone, vogliamo, insieme in quella sala lì, a pregare prima del culto. Tutte le 7:30 noi finiamo le prove della lode alle 7:30 per non fare il rumore per chi vuole pregare lì, perché è molto importante, perché senza preghiera non c'è potenza. Tu puoi dichiarare questo, senza preghiera non c'è potenza. Quindi ogni sabato alle 7:30 noi vogliamo cominciare questo. Dalla settimana prossima vediamo già 3 persone, può arrivare fino a 10 persone perché non c'è tanto spazio lì, ma minimo 3 persone ogni sabato. Noi vogliamo preparare questo momento di preghiera prima del culto. Nostra conferenza forte per chi vuole partecipare,
prenotate già il vostro posto, perché noi vogliamo sapere quante persone, quante copie della nostra chiesa ci sono. Sarà il 3-4 marzo e sarà qualcosa di molto bello, di molta crescita. Noi vogliamo una chiesa che cresce insieme e noi dobbiamo stare insieme in questo progetto, perché se uno partecipa, un altro partecipa, quindi tu dici, ma perché lui è cresciuto e io non ho capito quello che sta succedendo? Perché noi dobbiamo approfittare di questi momenti, che sono persone che sanno gestire questo momento, sanno di cosa stanno parlando, studiano, hanno libri scritti, hanno corsi su questo argomento, su sacerdozio, maternità, alleanze, sulla famiglia. Noi dobbiamo combattere per la nostra famiglia, noi dobbiamo combattere per la nostra famiglia, dobbiamo capire come aiutare la nostra famiglia. E quindi un aiuto di persone che veramente hanno studiato e capiscono e sono bravissimi, veramente, guarda, sono veramente pastori benedetti dal Signore, quindi non perdere questa conferenza. Iscriviti, il prezzo è 40 euro, ma dobbiamo pagargli tutto il percorso loro, tutto quello che loro, i 2 giorni che loro saranno qua, e anche faremo un rinfresco per gli uomini, per le donne e anche per le coppie, un bel rinfresco, non un rinfresco qualsiasi, un bel rinfresco, sarà qualcosa di molto straordinario. Faremo l'angolo per fare le foto delle coppie, per registrare questo momento. Venite vestite molto bene, molto truccate, molto belle, perché sarà un momento veramente molto, molto bello nella presenza del Signore, di tanta crescita per questa chiesa. Spero che abbiamo finito. Abbiamo finito? Oddio. Mio Dio. C'è qualcos'altro? No, ha finito. Amen. Vi invito a alzare in piedi in questo momento. Amen. Dobbiamo pregare in questo momento per la decima e per le offerte, ringraziando Dio per questa casa, per questo tempio, per tutto ciò che Dio ha permesso di fare in questo luogo e di crescere ancora di più. E quindi noi sappiamo che Dio benedice tanto la vita dei nostri fratelli e questa chiesa è benedetta perché voi siete benedetti. E quindi preghiamo perché Dio possa far prosperare e far con che la nostra fedeltà possa moltiplicare in questo luogo, possa fare diventare ancora più bello di quello che è. Amen. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù io ti ringrazio, Signore, per questo momento, Signore, di adorazione. Questo è un momento, anche questo è un momento di adorazione, Padre, che la tua Chiesa possa capire questo, Signore, avere un cuore, Signore, diretto a questo, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, la tua fedeltà verso di noi è enorme, che noi non possiamo capire, Signore. E anche noi vogliamo versare su di te, Signore, tutto il nostro amore tramite la nostra decima e la nostra offerta, Padre. Benedici ogni famiglia, Signore. Apri porte dove porte non ci sono, Padre. Tu sei un Dio dei miracoli, Signore. Apri porta, Signore, in questa sera, Padre, di lavoro, Signore, di ogni cosa, Signore, che la tua Chiesa ha bisogno in questa sera, Padre. Io non lo so, Padre, ma è un Dio che sa tutto e fa tutto, Signore, provvede tutto, Signore. Vedi questo e per questo io prego a te, Signore, nel nome di Gesù, Signore. Amen, Signore. Amen. Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi
come fuoco nell'oscurità, tua presenza mi conforta. So chi sei, il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te con tutto me, non ingrosso per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu puoi dichiarare, tu sei fedele. Tu sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Io canterò la bontà del mio Dio. Amen. Possiamo sederci, tra poco ascolteremo la parola del Signore. Volevo però prima di tutto presentare i visitanti di questa sera. Oggi c'è con noi Gianna, giusto? Spero di averlo pronunciato bene, che è qua. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuta nel nome di Gesù. Amen. Questa è la casa del Signore, qui sei benvenuta oggi, sarai sempre benvenuta. E quello che diciamo sempre, quello che desideriamo è che tu possa tornare a casa con un po' di questo spirito, di questa presenza di Dio che ci sta facendo compagnia questa sera.
Volevo anche fare un'altra presentazione speciale oggi e voglio invitare qua la famiglia del nostro fratello Paolo. Paolo, Geola e Pietra. Dall'inizio di dicembre, se non sbaglio, dall'inizio di dicembre per la prima volta sono venuti qua in chiesa a fare culti insieme a noi, dopodiché hanno continuato a venire per questi 2 mesi. Loro già da tempo mi hanno detto, ma solo oggi ufficializziamo che vogliono essere membri di questa chiesa e quindi oggi noi li accogliamo come membri della chiesa. Amen. Possiamo accoglierli con un bel applauso. Voglio, oltre a questo, dire che Paolo è un diacono, era diacono in Brasile, consacrato in Brasile nella chiesa di cui era membro, e quindi anche qua noi non togliamo ciò che Dio ha già consacrato. Lui, facendo parte come membro di questa chiesa, diventa diacono di questa chiesa, quindi si unirà al nostro gruppo di operai. Amen. Amen. Quindi riceviamo Paolo come diacono e tutta la sua famiglia come membri della nostra chiesa. Amen. Amen. Amen, facciamo una preghiera, poi cominciamo. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo ascoltare la Tua parola, che sia veramente la Tua parola quella che possa arrivare ai nostri cuori, che sia veramente quello che Tu vuoi ministrare alla Tua Chiesa questa sera, quello che oggi sarà detto in questo luogo, che lo Spirito Santo possa prendere possesso di ogni parte di me, Signore, che il Tuo messaggio possa arrivare come Tu volevi, Dio. Perché, Signore, noi abbiamo bisogno di essere trasformati, noi abbiamo bisogno di essere modellati e soltanto la Tua parola, quella che veramente viene da Te, è capace di fare questo. Perdona ogni mio peccato, Signore, purificami per questo momento, per essere degno di portare ciò che Tu vuoi dire alla Tua Chiesa. Io ti prego di questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Senza che apriate la Bibbia, ormai lo sapete a memoria. Proverbi, capitolo 9, versetto 10. Dice così. Non lo sapete a memoria, neanche io lo so a memoria. Il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il Santo è l'intelligenza. Abbiamo già visto questo versetto nelle ultime 4 settimane. Come abbiamo detto, abbiamo affrontato, abbiamo vissuto un periodo di 4 settimane che si conclude con oggi, con questo culto di Santa Cena, nelle quali abbiamo imparato a conoscere il Santo attraverso i Suoi nomi, attraverso il modo in cui Lui si è voluto rivelare a noi. Abbiamo detto e sappiamo che veramente conoscere Dio è impossibile. La Bibbia ci dice che solo lo Spirito Santo può conoscere veramente Dio. Eppure Dio nel lungo della storia e nella Bibbia si è rivelato a noi. E uno dei modi con i quali si è rivelato a noi sono i Suoi nomi. Noi abbiamo imparato a conoscere questi nomi in queste 4 settimane. Se vi ricordate, nella prima settimana abbiamo visto 3 nomi di Dio che ci insegnavano chi Dio è e come questo poteva influire sul nostro 2023, su questo anno che è appena cominciato, ormai da un mese nel corso del tempo. E questi nomi erano El Elyon, il Dio Altissimo, Yahweh Sabaoth, il Signore degli eserciti, e Yahweh, colui che è.
La seconda settimana abbiamo imparato a conoscere Dio attraverso gli attributi di Dio che ci venivano rivelati dai suoi nomi. El Shaddai, il Dio onnipotente, Yahweh Shammah, il Signore è qua, El Kanna, il Dio geloso, El Hai, il Dio vivente. Questi nomi ci hanno insegnato gli attributi di Dio e ci hanno mostrato come questi attributi possono essere di benedizione per questo 2023. La settimana scorsa abbiamo visto invece che cosa Dio può fare nelle nostre vite. Abbiamo visto chi Dio è, come Dio è, gli attributi di Dio, cosa Lui può fare. Abbiamo visto che Lui è El Roi, il Dio che vede. Abbiamo visto che Lui è Yahweh Rapha, il Dio che guarisce, che è Yahweh Ireh, il Dio che provvede. Questo è quello che Dio può fare. Oggi invece, per concludere queste 4 settimane, andremo a vedere perché Dio fa tutto questo, perché tutti questi nomi, perché Dio fa tutto questo per noi, attraverso 3 nomi che ci rivelano chi Dio è per noi, chi Dio è per te. Il primo di questi nomi li vedremo in ordine cronologico, come la Bibbia ce li mostra. Il primo di questi nomi lo vediamo in Esodo, al capitolo 17. Il versetto 15 dice così: allora Mosè costruì un altare che chiamò Il Signore è la mia bandiera. Il Signore è la mia bandiera. È il primo di questi 3 nomi che ci rivelano chi Dio è per noi. Yahweh Nissi, Dio è la mia bandiera. Questo capitolo, Esodo 17, ci racconta di come il popolo di Israele entra nel deserto e ad affrontarlo ci sono gli Amalechiti, l'esercito che vuole sterminare il popolo di Israele. E vediamo come si svolge questa battaglia. Mosè chiama Giosuè, che comanda l'esercito, e gli dice: Giosuè, scegli i migliori uomini di Israele, i migliori, e mandali in battaglia. Finché Giosuè con i migliori uomini andava in battaglia, Mosè è salito su un monte e teneva le mani alzate con il bastone di Dio in mano, perché tutte le volte che lui alzava le mani Israele vinceva, e quando lui le abbassava Israele perdeva. Il problema è che dopo un po' di tempo Mosè non riusciva più a tenere le braccia alzate, ha cominciato ad abbassarle, Israele ha cominciato a perdere. Allora sono arrivati Aaron e Hur, e Aaron e Hur aiutavano Mosè a tenere le braccia alzate, e finché Mosè teneva le braccia alzate con Aaron e Hur che lo aiutavano, Giosuè con i migliori dell'esercito di Israele è riuscito a sconfiggere gli Amalechiti. Alla fine di tutto questo, di questa battaglia, Mosè fa questo altare e dice: Yahweh Nissi, Dio è la mia bandiera. Perché Mosè ha detto Dio è la mia bandiera? Dopo tutto questo, che significato ha Dio è la mia bandiera? Per capire il significato della bandiera dobbiamo andare in Numeri al capitolo 2. In Numeri al capitolo 2 vediamo Mosè che vuole sistemare nell'accampamento tutte le tribù di Israele. Allora mette il tabernacolo, che è dove c'è la presenza di Dio, al centro dell'accampamento, e mette 3 tribù a nord, 3 tribù ad est, 3 tribù a ovest, 3 tribù a sud. Così divide tutte le 12 tribù. Ma erano 600.000 persone. Come facevano a distinguersi tra le varie tribù? Allora Mosè ha detto: ogni tribù metta la sua bandiera al centro del suo accampamento e stia sotto a questa bandiera. La bandiera serviva per definire di che tribù eri. Quando poi vediamo in Numeri 10, tutto il popolo di Israele si mette in marcia verso la terra promessa. Quando ogni tribù partiva, la bandiera stava davanti alla tribù. Che cosa significa Dio è la mia bandiera? Significa che quel giorno Mosè, dopo che ha vinto la battaglia, ha visto che sì, Giosuè
ha usato i migliori uomini di Israele per andare in combattimento, ma anche con i migliori uomini di Israele non sarebbe riuscito a vincere. Ha visto che sì, lui è stato tutto il tempo con le braccia alzate, faticando per cercare la benedizione di Dio, ma se lui fosse stato così e basta, non sarebbe riuscito a vincere. Ha visto che Aaron e Hur sono stati uno in Cristo, come diciamo noi, sono stati uno con Mosè, ma anche se fossero stati uno e basta, non sarebbero riusciti a vincere. Chi veramente ha dato la vittoria a Israele quel giorno lì non sono stati i migliori uomini, non è stato Mosè con le braccia alzate, non è stato Aaron e Hur che tenevano su le braccia. Chi ha dato la vittoria è stato Dio. È per questo che Mosè ha detto: io so a chi appartengo, io so a chi appartengo. Questa vittoria viene da Dio, non viene da Giosuè o dai suoi migliori uomini. Io non appartengo a loro. Non viene da Aaron e Hur, dall'essere uno. Io non appartengo a loro. Chi mi ha dato questa vittoria è stato Dio. Io appartengo a Dio. Questo significa Yahweh è la mia bandiera. Che cosa può voler dire questo nel nostro 2023? Vuol dire che Dio vuole raggrupparci sotto la sua bandiera. Dio vuole raggrupparti sotto la sua bandiera. Dio vuole farti tornare sotto la sua bandiera. Io non lo so in che modo ognuno di noi stia camminando in questo gennaio del 2023. Io non lo so il modo in cui noi abbiamo camminato nel 2022 o negli anni prima. Non lo so se c'è qualcuno che si è allontanato da Dio in questo periodo. Non lo so se c'è qualcuno che sta vivendo una doppia vita. Non lo so se c'è qualcuno che è lontano per qualsiasi motivo. Dio sta mettendo una bandiera nel nostro 2023 e sta dicendo: io voglio che tu stia qua sotto. Io voglio che tu stia sotto questa bandiera, perché questa bandiera definisce chi tu sei. Questa bandiera definisce a chi tu appartieni. Quanti di noi appartengono al mondo? Se non appartieni al mondo, vieni sotto questa bandiera. Smettila di camminare di qua o di là. Il cammino è uno, è Gesù Cristo, e la sua bandiera è quella sotto cui noi dobbiamo abitare. Yahweh Nissi ci vuole raccogliere sotto la sua bandiera in questo 2023 per darci la vittoria, perché non sarà per l'esercito di Giosuè né per le braccia di Aaron e di Hur, ma sarà per lo Spirito Santo di Dio. Nel libro del profeta Zaccaria c'è scritto: non per forza né per potenza, ma per lo Spirito Santo. Se vuoi la tua vittoria quest'anno, se cerchi la tua benedizione, non allontanarti da questa bandiera, non allontanare la tua strada da questa bandiera. Il secondo nome che vogliamo vedere oggi, cerchiamo di andare veloci, c'è anche la Santa Cena. È un nome che vediamo per la prima volta in Geremia al capitolo 23. Giusto per capire il contesto, leggerò il versetto 1 e poi va dai versetti 5 e 6. Dice così: guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia, che è Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu è il secondo nome che ci mostra chi Dio è per noi. Dio è la mia giustizia. Dio è la mia giustizia. Che cosa vuol dire? Che cos'è la giustizia? Il concetto di giustizia è un concetto che è molto vasto, ma è molto importante nella Bibbia. Basti pensare a Matteo capitolo 6 versetto 33. Dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più.
Oppure nel libro del profeta Michea, al capitolo 6, Dio dice una cosa che ci fa vedere quanto è importante la giustizia. Dio dice: a me non interessano i vostri sacrifici, non mi interessano i fiumi d'olio che portate a me. Ciò che veramente mi importa è che voi pratichiate la giustizia. La giustizia è un concetto molto molto importante nella parola di Dio e tutta la Bibbia è ripiena di questa parola. Ma nonostante sia così importante, è un concetto molto difficile da interpretare o molto difficile da capire. Dico questo perché tante volte quando pensiamo alla giustizia, pensiamo a qualcosa che Dio farà oggi nella nostra vita. Voglio fare un esempio. Se io sono una persona molto brava, che rispetto ogni comandamento, che rispetto tutto ciò che Dio mi dice di fare, che mi comporto veramente in un modo giusto, in un modo etico, sono perfetto agli occhi del Signore, ma arriva nella mia vita una persona che comincia a comportarsi male con me, a farmi malvagità, a frodarmi, a truffarmi, a farmi ogni cosa peggiore che possa esserci. Io, essendo una persona giusta, essendo una persona temente a Dio, so che non mi devo vendicare da solo. Io aspetto la giustizia di Dio, non mi vendico da solo, porgo l'altra guancia perché sono una persona giusta che rispetta Dio, che rispetta, fa tutto bene. E allora che cosa farò? Mi metterò a pregare e dirò: Dio, fai tu giustizia in questa situazione. Giusto? Questo è il giusto comportamento da avere. Solo che mentre noi preghiamo: Dio, fai tu giustizia in questa situazione, ci aspettiamo che Dio il giorno dopo faccia piovere una pioggia di fuoco sopra la casa della persona che ci ha frodato, che ha fatto qualcosa di brutto nella nostra vita, e che magari ci rapisce in cielo su carri di fuoco come con Elia, perché siamo stati bravi e pazienti. Ma non è così che funziona. Molto spesso questo non succede, vero? A quanti è già capitato di passare per situazioni poco piacevoli, nonostante siamo cristiani, nonostante siamo figli di Dio, nonostante siamo anche riusciti a porgere l'altra guancia, a non cercare la nostra giustizia, ma aspettare la giustizia di Dio. Eppure non abbiamo visto questa giustizia di Dio. È capitato a tante persone già, vero? Il problema è che la giustizia di Dio è un concetto che molto spesso, come ho detto, è interpretato un po' male. La giustizia di Dio si divide in due fasi. La seconda fase, che voglio cominciare da questa, è quella che viene più spontaneo pensare quando si parla di giustizia, ovvero quando diciamo io avrò la mia giustizia. Una delle prime cose che ci viene in mente da pensare è al giudizio finale. Al giudizio finale noi cristiani, figli di Dio, avremo la nostra giustizia. Ed è giusto. Apocalisse capitolo 20 ci parla del giudizio del grande trono bianco. E in questo giudizio i morti saranno buttati fuori dall'Ade, saremo tutti al cospetto di Dio. E lì saranno aperti tanti libri, c'è scritto, e tra questi libri ci sarà il libro della vita. E tutti coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita saranno spediti in quello stagno di fuoco e zolfo, mentre a tutti coloro che saranno trovati scritti andranno a vivere un'eternità insieme a Dio. Sì, quel giorno noi avremo la nostra giustizia. Quel giorno noi avremo la nostra giustizia. Quel giorno Dio sarà la nostra giustizia. Yahweh Tzidkenu. Quel giorno Dio sarà la nostra giustizia. Ma questa è la seconda fase della giustizia di Dio. La prima fase è un'altra. Ci sono diversi brani della Bibbia che sono tutti d'accordo. Galati capitolo 3 versetto 11, Romani 1:18, Abacuc 2 versetto 4. Dicono: il giusto per fede vivrà. Il giusto per fede vivrà. Questi versetti stanno parlando proprio di quell'avvenimento che ci sarà in Apocalisse 20, del grande trono bianco e di questo giudizio. E lì il giusto per fede vivrà.
lì chi è giusto andrà a vivere un'eternità con Dio. C'è solo un problema. Romani capitolo 3, versetto 10. Non c'è un giusto, neppure uno. Non so se state seguendo quello che la Bibbia ci porta a rivelazione. Galati 3, 11, Romani 11, 17, Abacuc dicono che il giusto per fede vivrà. Ma Paolo nella lettera ai Romani dice che non c'è neanche un giusto, neppure uno. E allora in questo momento si rivela la prima fase della giustizia di Dio. Voglio leggere con voi Romani capitolo 10. Versetti 1, 2 e 3 dicono così: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Qua l'Apostolo Paolo sta parlando dei giudei. Quando dice il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a loro è che siano salvati, sta parlando dei giudei. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Paolo sta dicendo: io voglio che i giudei si salvino, ma non possono salvarsi perché ignorano la giustizia di Dio e prendono in considerazione solo la loro giustizia. Quindi la giustizia di Dio ci porta alla salvezza. Noi possiamo capire da questi versetti. La giustizia di Dio ci porta alla salvezza. Ma cos'è? Qual è la giustizia di Dio? Versetto 4. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di coloro che credono. Cristo è il termine, altre versioni dicono Cristo è l'adempimento, Cristo è il compimento della legge. Qual è la giustizia di Dio? Cristo è la giustizia di Dio e per mezzo di Cristo noi possiamo essere salvati, o meglio, giustificati. La parola giustificati significa rendere giusto. Allora quando in Galati 3:11 c'è scritto che il giusto per fede vivrà, noi siamo giusti una volta che siamo stati giustificati da Cristo. La giustizia di Dio è Cristo, perché Lui ci può rendere giusti. E per questo noi possiamo andare a vivere un'eternità con Dio. Dal versetto 5 al 10 continua dicendo: infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo, questo è farne scenderne Cristo, né chi scenderà nell'abisso, questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dici invece? La parola è vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia. Noi non potevamo avere accesso alla seconda fase della giustizia di Dio, ma attraverso la prima fase, quella in cui Gesù Cristo è sceso sulla terra, si è sacrificato, ha fatto ciò che noi andiamo a celebrare oggi durante la Santa Cena e ci ha reso giusti. Lui si è fatto giustizia per noi. Questa è la giustizia di Dio. Quindi quando noi pensiamo che una persona ci ha fatto un torto e chiediamo: Dio, facci giustizia, in realtà Dio ci ha già fatto giustizia. Quel giorno sulla croce Dio ci ha già fatto giustizia e noi oggi stiamo già vivendo la giustizia di Dio. Forse quella persona non avrà oggi una pioggia di fuoco sulla sua casa, ma Dio ci ha già fatto giustizia e per fede noi vivremo, perché Cristo ci ha giustificati. Noi oggi siamo giusti. Tra tutti i nomi che abbiamo visto, 12 nomi che abbiamo visto, forse è questo il nome che nel 2023 dobbiamo tenerci più stretto,
perché abbiamo visto tanti nomi che parlano di come Dio può venire incontro alle nostre necessità, alle nostre malattie, può fare miracoli, può fare provvisioni, può venire contro a sentenze di qualunque tipo. Abbiamo visto come Dio può agire, ciò che Dio può fare, e sono convinto che Dio farà e saranno grandi miracoli e grandi testimonianze per la sua gloria. Ma tra tutti i nomi, se posso darti un consiglio, che questo sia il nome che possa tenerti tu più stretto, perché questo non è un nome che può influire solo il 2023, questo è il nome che influirà tutta l'eternità. Questo è il nome che influirà tutta la tua eternità. Dio ci può rendere giusti e non basta confessarlo con la bocca. Abbiamo letto qua, dobbiamo credere col cuore che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Fino alla fine, fino all'ultimo giorno, dobbiamo credere col cuore che Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Ci sono tante sfumature di giustizia e giustizia che noi possiamo vivere giorno dopo giorno, ma questa è la più importante, la giustizia che Dio ci fa per l'eternità. L'ultimo nome, poi concludo, lo vediamo per la prima volta nel Vangelo di Marco. E non voglio dilungarmi tanto con questo nome, perché è un nome che parla già da sé. Non c'è bisogno di spiegazioni, non c'è bisogno di andare a vedere versetti, non c'è bisogno di capire. C'è una cosa per la quale la giustizia di Dio è importante nella nostra vita, perché il nemico in ogni giorno della nostra vita cerca di abbatterci, cerca di disanimarci, cerca di far arrivare voci alla nostra testa che ci buttano giù: tu non ce la fai, tu non ce la farai, tu non sarai capace, tu non sei degno, nessuno ti vuole bene, questa situazione è irrisolvibile. Il nemico cerca di fare tutto questo nella nostra vita. Ecco, una delle sfumature della giustizia di Dio che noi possiamo vedere in ogni giorno della nostra vita è quella che noi troviamo in Efesini al capitolo 6, quando Dio ci parla della corazza del cristiano, dell'armatura del cristiano. E in questa armatura ci sono vari pezzi: c'è l'elmo della salvezza, la cintura della verità, i calzari dello zelo per il Vangelo, la spada che è la parola di Dio, lo scudo della fede. Uno di questi pezzi è la corazza della giustizia. Perché la corazza della giustizia? Perché questa corazza impedisce ad ogni attacco del nemico, ad ogni dardo infuocato, ad ogni freccia, ad ogni voce, ad ogni parola di scalfirci. Perché? Perché soltanto Dio è il nostro giudice. Soltanto Dio può dirci chi noi siamo, soltanto Dio può dare quella parola, soltanto Dio ci può accusare, è vero, ma soltanto Dio può dirci chi noi siamo. E ciò che Dio ci dice quando ci dice chi noi siamo è quello che ci viene rivelato in Giovanni al capitolo 1, versetti 11 e 12 dicono più o meno così: lui è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno accettato, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Il terzo, ultimo nome che voglio lasciare è proprio l'ultimo di tutta questa serie di nomi. Come ho detto, lo vediamo per la prima volta nel Vangelo di Marco, un giorno che Gesù, in preda un po' alla paura forse, perché stava per salire sulla croce, nel giardino del Getsemani si mette in ginocchio per fare una preghiera a Dio e comincia quella preghiera dicendo: Abba, Padre. Questo è l'ultimo nome che noi vogliamo vedere, perché è vero, forse Yahweh Sidkenu è quello che dobbiamo tenerci più stretto come nome per la nostra salvezza, per la nostra eternità, ma sono sicuro che Abba
è il più bel nome con cui Dio si presenta a noi. Abba non significa proprio padre, è più un nomignolo, è più come dire papà o papi, paparino, papigno. Questo significa Abba. E io non lo so quanti di noi magari hanno avuto problemi con i genitori, problemi di paternità, ma il nostro Dio, il nostro Abba è il miglior papà che si possa avere. È un papà che si prende cura di noi come nessun altro si prende cura di noi. È un papà che è presente al nostro fianco in ogni momento della nostra vita. È il papà che sa quali sono i nostri problemi. È il papà che sta solo aspettando che noi arriviamo a Lui per darci un abbraccio. Qualunque sia la situazione che noi stiamo passando, Dio, Abba, Padre, è sempre pronto a venire incontro a noi. Io voglio chiederti di alzarti in piedi in questo momento, chiamo il gruppo di lode. E anche questa sera, perché stiamo parlando di nomi che possono in qualche modo benedire il nostro anno. E allora anche questa sera, come in tutte queste settimane, io voglio chiedere se qualcuno vuole una preghiera di venire qua davanti. E conforme a quello che abbiamo sentito questa sera, conforme a quello che è stato predicato, io voglio chiedere a tutti coloro che oggi sanno di non essere sotto la bandiera di Dio, di non essere al riparo di Yahweh Nissi, di venire qua davanti. Tutti coloro che sanno che la strada sulla quale stanno camminando non è la strada che Dio vuole per loro. Tutti coloro che pensano che la vita che stanno vivendo non è il cammino di Cristo. Tutti coloro che vedono che non sono sotto questa bandiera, che vedono che non sono proprietà esclusiva di Dio, ma che il mondo ha contaminato il suo cuore. Io voglio chiedere di venire qua davanti per fare una preghiera. Oltre a questi, noi vogliamo invocare anche Yahweh Sidkenu sul nostro anno. E quindi tutti coloro che oggi vogliono confessare nuovamente con la bocca, perché veramente credono col cuore che Gesù li ha salvati, per ottenere questa giustificazione da parte di Dio, questa giustificazione che dobbiamo tenerci stretta fino all'ultimo giorno, perché è quella che farà comparire il nostro nome sul libro della vita. Voglio chiedere di venire qua davanti. E l'ultima richiesta di preghiera è per tutte quelle persone che oggi hanno bisogno di un papà, che hanno bisogno di un papà celeste, che hanno bisogno di un abbraccio, perché magari stanno vivendo un momento difficile, un momento in cui non sanno dove mettere la testa, un momento complicato, un momento da cui non sanno come uscire. E forse oggi Dio non si presenta con il nome che ti dà la soluzione a questo problema, ma oggi Dio si presenta come il tuo Padre, che è pronto a darti un abbraccio, è pronto a scaldare il tuo cuore, è pronto a dirti: non preoccuparti, va tutto bene, io sono nel controllo di tutto, non temere perché io sono con te e io ho solo il meglio per te. Io, i presbiteri, i missionari che verranno qua a pregare, solo imporremo le mani, ma voi sentirete l'abbraccio del nostro Abba questa sera. Quindi a chi vuole questa preghiera, io chiedo di uscire qua fuori, perché Dio vuole abbracciare tanti di noi oggi. Amen.
mentre tu mi udi, ma è una fine. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia. Alleluia, sarà poco ma so che è meglio da offrire amore. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole non basteranno per esprimermi da Dio. Questo canto mio certo finirà, mentre tu ma è una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire amore. È un cuore che canta alleluia, oh, anima mia, non devi temere più che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Anima mia, oh, anima mia, non devi temere più che saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma
farti sentire il suo abbraccio, Dio vuole farti sentire il suo calore. Che questo abbraccio possa essere per te il simbolo di ciò che Dio vuole fare con te, di ciò che Dio aspetta che tu faccia con Lui, che tu cerchi. Dal versetto 22 in avanti dice così: e mentre mangiavano, Gesù prese del pane e fatta la benedizione lo ruppe e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi preso il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero e disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Amen. In questo momento noi prenderemo questo pane, questo succo che per noi rappresentano il corpo e il sangue di Cristo. In questo momento noi vivremo di nuovo quella prima fase della giustizia di Dio che ci porterà ad essere giusti davanti a Dio il giorno in cui lo vedremo. Per questo io ti invito a fare questa celebrazione, a vivere questo momento il massimo rispetto possibile verso ciò che Dio ha fatto, ma anche con la più grande gioia che tu possa avere nel cuore, perché ciò per cui siamo qua adesso, questo memoriale, questa celebrazione che noi facciamo, è per il dono più grande che il nostro Abba ci abbia mai fatto, l'eternità con Lui. In questo momento preghiamo per benedire il pane e il succo, ricordando che può partecipare della Santa Cena solo chi è battezzato, ma che tutti quanti possiamo rallegrarci nella gioia del Signore per quello che faremo adesso. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi ti chiediamo di consacrare questo pane, Signore, questo succo che per noi rappresentano il tuo corpo e il tuo sangue che tu hai offerto in sacrificio per noi, un sacrificio per far sì, Signore, che noi che eravamo sbagliati, noi che eravamo peccatori, per noi che non meritavamo, possiamo avere accesso a quella gloria incredibile che ci aspetta lassù, al tuo fianco, al fianco del Padre. Nel nome di Gesù benedici questo momento, benedici questa Chiesa. Amen.
Amen. Allora tutti insieme, come uni in Cristo, prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane insieme prendiamo questo succo che oggi per noi rappresenta il sangue che Gesù ha versato per noi.
l'ultima settimana da festeggiare, nessuno ha compiuto gli anni. Gennaio. Amen. Allora il mio desiderio è che questa sera lo Spirito Santo possa aver parlato con voi, che lo Spirito Santo possa aver toccato i nostri cuori, possa aver cambiato ciò che c'era da cambiare. Voglio benedire la tua vita e la vita di tutti quanti noi con i nomi che abbiamo invocato questa sera. Che Yahweh Nissi, il Dio che è la nostra bandiera, possa essere sempre alto su di noi, così che noi possiamo ricordarci a chi apparteniamo, di chi siamo. Che Yahweh Tzidkenu possa essere il Dio che compie giustizia ogni giorno nella nostra vita, e che Abba, Padre, possa riempire la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra settimana con i suoi abbracci, con il suo calore, con il suo amore. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù.